Gesù insegna a Dondolindo Ruotolo come combattere e distruggere il demonio e le potenze infernali. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Dondolindo Ruotolo. Lo ricordiamo, è stato un sacerdote terziario francescano, servo di Dio della Chiesa Cattolica, nato a Napoli nel 1882 e morto sempre a Napoli nel 1970. Dondolindo Ruotolo ha ricevuto tutta una serie di apparizioni e di messaggi da Gesù, dalla Vergine Santissima. Ha avuto una visione di quelli che sarebbero stati i tremendi ultimi tempi, ha commentato la Sacra Scrittura, in particolare l'Apocalisse, in cui ha rivelato, appunto ha chiosato quello che insomma la tragicità degli ultimi giorni dell'umanità, e ha ricevuto Dondolindo da Gesù anche una serie di messaggi e di preghiere che attraverso cui il credente può ricevere la pace e confidare nell'aiuto divino nei momenti più tragici della storia dell'umanità. In particolare, ecco, Gesù ha insegnato a Dondolindo Ruotolo delle preghiere per vincere la battaglia contro il demonio e contro le potenze infernali. Ecco che cosa ha scritto Dondolindo, chiaramente dietro rivelazione di Gesù riguardo alla battaglia contro il male. Il male del mondo, i peccati, gli errori ci cagionano una grande pena quando cerchiamo il bene. La pena è doppia. Al principio della vita dello spirito si sente un dolore urtante per i disordini del mondo, si soffre più per il disordine, per l'ingiustizia, che per l'amore di Dio offeso. In questo caso lo zelo è più fragoroso, si freme, si vuole parlare, si crede un danno quando non si può più parlare. Si può cadere anche in urti, in fatti violenti. Quando cresce l'amore di Dio, allora si prova più dolore per l'offesa sua e più che parlare si sente il bisogno di riparare. Il dolore è più profondo e lo zelo è più calmo, più caritatevole, più pietoso, perché riguarda il peccatore nella luce della bontà di Dio, che pure lo sopporta. Noi camminiamo in un mare dove sono tutti naufraghi e dove pochi sono nell'arca della salute. Sono come i naufraghi del diluvio universale che andavano contro l'abisso e si sposavano, ridevano, compravano, vendevano, motteggiando Noè che faticosamente costruiva la sua arca. Noi camminiamo fra appestati che coprono i loro bubboni purulenti, con le vesti dell'eleganza, fra gente che scivola nell'abisso e non se ne accorge. Siamo fra piccoli vermi che levano altera la fronte viscida di sozzure contro il Signore. Ah, che pena non poter fare nulla. Eppure Dio ci dà le armi per combattere, purché noi viviamo con Gesù. Bisogna avere una grande fiducia nella provvidenza di Dio. Egli sa trarre da questo male il bene. Dio non è un vinto dalle sue creature, ma un re infinitamente grande,
che lascia correre tanto male, proprio perché è infinitamente grande e buono. Tu vedi il pittore che confonde i colori, impasta il bianco col nero, il verde col blu, ma sai che è un artista e hai fiducia nel suo lavoro. Guardando i disordini del mondo, volgi gli occhi a Dio, che è infinita bontà e provvidenza. Abbi fede che Egli domina quel disordine, volgiti a Lui perché ci pensi senza affannarti. Tante volte l'affanno soverchio nasconde un atto di sfiducia. Punta le tue artiglierie contro il male ed offri le tue sofferenze, offri la pena delle tue miserie e un tesoro che hai. Offrendole a Dio, fai un atto di umiltà e di fede ed attiri la sua misericordia. Dio è potente ad utilizzare le tue pene quando esse sono anche pene per la miseria tua e quando le dai a Gesù. Al medico che cura i vaiolosi, che cosa puoi dare se non il pus di una tua pustola di vaiolo? È una miseria, ma il medico con quel pus fa un innesto salutare. Non ti affannare per quello che puoi fare, per quello che puoi scrivere. Prega silenziosamente, con fiducia umile, con umiltà fiduciosa. La preghiera porta nel combattimento il piano di guerra del generale, vi porta il rifornimento del cielo. Tu preghi e le grazie piovono e gli angeli si attivano. La preghiera è come il bombardamento fatto dall'alto. Prima di fare l'avanzata contro il male, monta in aeroplano, sali in alto nel cielo e di là farai cadere le bombe che sconvolgono il piano di Satana. Prega con fiducia, con sicurezza e di: Signore, fate finire questo male, ve ne supplico, per la vostra gloria. Questa frase, così semplice, salendo nel cielo, diventa una nube, si carica di elettricità celeste, si curva verso la terra, vi scocca un fulmine, brucia i depositi di polvere, fa saltare le artiglierie, dissoda la terra e poi si apre in pioggia salutare. Agisci, parla, lavora, ma subordinatamente alle altre armi. Se non si spazza il terreno, la fanteria non può procedere all'azione. Non ti affannare nel parlare, ma guarda Dio che ti dà la parola viva. Una parola del cielo vale 1000 discorsi, un colpo di 305 vale 1000 colpi di fucili. Dio va per le vie diverse dalle tue. Tu parla, lavora, opera, facendo del tuo meglio per non tentare Dio, per dargli il tuo soccorso. Riposa però in Lui. Se vorresti parlare e non puoi, affida a Lui la parola taciuta, egli la dirà nel cuore. Se ti esce la parola arida, affidala a Lui perché la fecondi. Se parli con fervore di vita, loda Dio che ti riempie. In generale, quando rimani scontento ed umiliato, fai più frutto perché allora passa più Dio. Agisci con semplicità, senza turbarti mai. Se devi tacere, combatti con le altre armi. Non ti scoraggiare mai, perché se ti scoraggi cerchi te stessa. Se vuoi riuscire, ama di non riuscire quanto vorresti tu, ma aspetta con calma i momenti di Dio. Ci vuole pazienza, pertinacia e calma. Fa come la formica, le rovini il lavoro
il foro che essa aveva fatto, ella lo rifà con la stessa calma. Fa come il ragno, tu gli rovini la tela, egli la rifà nella notte e si fa un rifugio nell'angolo del muro. Tu la rovini ancora, egli va in un altro posto fino a che non gli riesca di tendere il laccio alla mosca. Tu cerchi un'anima, fai una rete per attirarla. Questa rete devi farla non già di fili di cotone, ma sviscerandoti. Devi farla con le tue pene, con le tue preghiere, con i tuoi sospiri. Se un difetto, un'insidia, un male te la distruggono, rifalla tante volte con la stessa calma. Verrà il giorno nel quale prenderai l'anima e allora con l'apostolato esterno le suggerirai non già la morte come fa il ragno alla mosca, ma la vita. La farai risorgere. Abbi sempre pace, riposa in Dio, vivi di Dio, non guardare tanto agli uomini, ai mezzi umani. Tu solo, Signore. Difficile il caso, volgiti a Dio. Tu solo puoi, o Signore. Ci sono ostacoli, trionfa tu solo, o Signore. Hai uno scappellotto e sei messa da parte? Sei riposta sotto il letto, sotto il moggio? Segui il Signore anche in questo. Di sotto il letto puoi assalire meglio, puoi dare un pizzico magnifico a chi non avresti potuto assalire di fronte. Lascia a Gesù il totale controllo e comando della tua vita. Ripetigli sempre fino allo sfinimento: o mio dolce Gesù, pensaci tu. Io confido e spero in te, Gesù. Assumi tu il controllo, il comando e la guida di tutta la mia vita e guidala e conducila secondo le vie e le strade della tua sapienza infinita.